Terreno a destinazione turistica, ma solo potenzialmente. Non si può infatti edificare perché al Comune di Agrigento mancano ancora le prescrizioni esecutive collegate al piano regolatore generale. Ma nella terra di Pirandello il paradosso è ovviamente di casa. Accade così che i proprietari si vedano recapitare a casa imposte care, salate, come se fossero appunto aree di pregio turistico, ma non lo sono. E così la ribellione è legittima. Oggi, dopo la protesta di alcuni cittadini, con il caso tornato alla ribalta, interviene l'assessore all'urbanistica di Palazzo dei Giganti. Ci stiamo adoperando, spiega Elisa Virone, che è anche vice di Firetto, per portare in consiglio comunale entro la fine dell'anno le direttive per il nuovo PRG. Oggi, sottolinea ancora Virone, dopo confronti con l'ARTA si è definita una linea che prevede la necessità di un aggiornamento dello strumento urbanistico sul quale stiamo lavorando. Rispetto al passato, aggiunge l'assessore del Comune di Agrigento, sono tante le modifiche da attuare e le differenze. Ricordiamo che sul PRG aveva acceso i riflettori anche l'autorità giudiziaria, sequestrando documenti e carte. Il dissequestro è avvenuto pochi mesi fa. L'imperativo categorico è ora andare con il passo spedito e in questa ottica il municipio di Piazza Pirandello ha già istituito l'ufficio di piano con il compito di aggiornare il PRG. Resta però il fatto che a farne le spese è sempre la città, sono sempre i contribuenti. Comprendiamo bene le esigenze degli agrigentini, conclude Elisa Virone, ma a noi è toccato confrontarci con attività fatte in passato non coerenti che hanno prodotto una dilatazione dei tempi enorme.